lieto di presentare questa cerimonia di conferimento del premio Eccellenza Italiana in questa suggestiva cornice dell'Aris Bar di Venezia, che è un luogo intriso di 80 anni di storia, una leggenda fatta di esperienze. A circa un mese dalla quinta edizione del concorso di eleganza automobilistica femminile Stelle sugli Stone 2015, che è un museo en plein air dell'arte mobile in Padova, un concorso che è arrivato alla quinta edizione, organizzato dal registro italiano Veicoli Storici. Questa manifestazione prosegue sul tema delle eccellenze italiane, dedicando, dopo il riconoscimento assegnato alla Ferrari 250 GT Cabriolet Pininfarina del 57, oggi questo speciale riconoscimento verrà conferito a 2 persone speciali, visto che il riconoscimento è speciale, e le 2 persone speciali sono l'amico Arrigo Cipriani e Silvia Nicolis. Beh, è una giornata bellissima, è un premio a cui tenevo molto, perché io sono sempre stato un grande appassionato di automobili tutta la mia vita, per cui fin dall'inizio se io avessi tenuto tutte le mie automobili probabilmente sarebbe una ventina d'epoca, a quest'epoca, a questo momento qua. Ringrazio molto la giuria del premio per avermi assegnato questo, e in particolare ringrazio il presidente del registro italiano delle vetture storiche, gli inchiodi storici, per aver pensato a noi per questa cosa. Rossano Nicoletto, grazie mille. Silvia Nicolis è figlia di Luciano, del quale perpetua la passione per le auto d'epoca e non solo. Riconosciuta imprenditrice che ha fatto della promozione culturale e turistica il cuore della sua attività. È una realtà per avvicinare turisti italiani e stranieri al nostro territorio e alle sue eccellenze. Il nostro riconoscimento va a Silvia perché è convinta sostenitrice che la valorizzazione del proprio territorio sia una responsabilità non solo delle istituzioni, che a questo sono preposte, ma anche di tutti coloro che ci vivono. Per me è un grande onore ricevere questi riconoscimenti, soprattutto perché credo fortemente nel valore del patrimonio motoristico nazionale e internazionale, anche come testimonianza che noi dobbiamo continuamente tramandare e lasciare alle future generazioni. Oltretutto l'Italia ha avuto un ruolo determinante nell'evoluzione motoristica, e quindi sin dal suo avvento con l'invenzione e lo sviluppo del motore a scoppio di benzina, quindi questi riconoscimenti sono per me davvero molto importanti. E poi chiaramente anche perché non manco mai di ringraziare mio padre, che è Luciano, che ha fondato appunto il museo e che ha avuto la caparbietà e la capacità di trasferirmi con l'esempio questi grandi valori. Sono molto onorata di ricevere questo prestigioso premio, soprattutto perché io sono legata ai valori del motorismo internazionale ma anche nazionale, in quanto il nostro paese ha avuto un ruolo prioritario nello sviluppo dell'automobile nella sua storia sin dalla fine dell'Ottocento, e quindi per me poter portare avanti questa nostra tradizione e tramandarla alle generazioni future è davvero un grande vanto. E poi voglio ringraziare Rossano Nicoletto, presidente del RIVS, proprio perché mantiene viva la nostra tradizione al mondo dell'auto d'epoca attraverso eventi che si coniugano perfettamente con la cultura.